il cannolo con la ricotta qua di Maniace, fatto bene, ecco. Amici di Bella Sicilia, benvenuti. Mentre cresce l'attesa per la sagra della ricotta e della provola dei Nebrodi, continuiamo a svelarvi tesori gastronomici che troverete tra gli stand, eccellenze uniche pronte a conquistarvi al primo assaggio. Guardate dove vi portiamo oggi. Siamo qui ad Castello, vi propongo alcune delle nostre specialità. La granita alla ricotta, che sarà una novità di quest'anno, per poi andare con i nostri gelati che sono conosciutissimi, e per non finire faremo sicuramente tantissimi cannoli alla ricotta che verranno riempiti poi al momento. Questa realtà nasce negli anni 80 da mio padre. Ha avuto questa idea di aprire il bar, abbiamo detto, e adesso negli anni siamo 4 fratelli, come dicevo poco fa, e abbiamo cercato di evolvere, diciamo, questa iniziativa di mio padre. Abbiamo trasformato il tutto in ristorazione, pizzeria, gelateria. Abbiamo cercato di creare il più possibile, diciamo. Parlateci di voi, di questa bella realtà. Avete creduto su Maniace, una grande scommessa. La voglia, ed è del 1989 che siamo qua e pian piano stiamo valorizzando questi prodotti che li stiamo portando avanti, ecco. Poc'anzi abbiamo gustato la granita alla ricotta, il gelato alla nocciola. Questo e tanto altro, quando potrà essere gustato? In quale evento? La saga della ricotta, 1, 2 e 3 maggio. Sarà l'occasione per scoprire le bellezze di questa città e immergersi in questi sapori. Certo, certo. La parola d'ordine qui è bellezza e qualità. Sì, abbiamo, e non solo questo comunque, il territorio di Maniace offre tantissimi prodotti. Questa è solo una piccola parte di quello che offre il nostro territorio, il nostro terreno. Qual è il vostro sogno per il futuro? Spero tanto che saremo conosciuti diciamo, in tutto il mondo per far scoprire, diciamo, tutte le prelibatezze che offre il nostro territorio. E allora lanciamo l'invito per la sagra della ricotta e della provola dei Nebrodi. Vi aspettiamo 1, 2 e 3 maggio, sia in corso Giorgio Maniace, dove siamo adesso, in sede principale, ma vi aspettiamo anche in Piazza dell'Autonomia nei vari stand. L'azione che oggi rappresentiamo è quello che vuole fare veicolare appunto attorno ai giovani che voi vedete in questo momento, ma che vedete anche durante la sagra, tante altre attività. Loro in modo particolare sono sempre stati degli sponsor per far sì che si viene valorizzato questo territorio. Granita alla ricotta, sì. Una granita che avete portato avanti voi, che state valorizzando per valorizzare le produzioni locali. Sì. Ma quali sono state le prime risposte da parte della clientela? Che dobbiamo provarla ancora qua alla sagra di Maniace. L'abbiamo provata stamattina e vorrei esagerare dicendo che è stato creato un prodotto intanto mai visto prima, perché non credo che si sia mai vista una roba del genere. E poi, come dicevamo poco fa, abbiamo sempre puntato alla qualità, alla sponsorizzazione del nostro prodotto locale, quindi la qualità parla da sola, basta solo assaggiare. Ma lasciami dire una cosa, che loro l'hanno provato, ma io l'ho gustato. È ok, è perfetto, ci potremmo fare i baffi. E allora non resta altro che servirla a chi non l'ha gustata ancora e a rinnovare l'invito qui a Maniace. Lanciamo l'invito per la sagra della ricotta e della provola dei Nebrodi, 1, 2, 3 maggio. Nunzio! Ecco, la diamo. Allora, io la mangio volentieri perché è davvero ottimo, davvero ottimo. Quello che vedete di sopra è un po' di cannella che si sposa benissimo con il prodotto. Buona sagra. È molto omogenea, naturalmente con queste belle giornate dobbiamo fare pure in fretta, ma la granita è eccezionale. E io e Adriano ci gusteremo poi Tra quella alla poco nocciola. Allora, lo gusteremo con piacere. salutiamo tutti gli amici vicini, mettetevi tutti vicini qui per fare un E salutiamo saluto. gli amici di Un saluto Bella in Sicilia, diretta da Maniace. agli amici di Bella Sicilia. Vi aspettiamo giorno 1, 2 e 3 maggio a Maniace per la sagra della ricotta e della provola dei Nebrodi. Un evento da non perdere, vi aspettiamo. Ciao! Ma non finisce qui per quei 3 giorni. No, perché oltre, diciamo, alla granita, ai gelati, ai cannoli, a tutti i prodotti che sono stati elencati poc'anzi, troverete tantissime altre diciamo, prelibatezze.
Come ha spoilerato, diciamo, poc'anzi mio cugino, che non altro che il mio collaboratore, ci sarà un arancino, una sperimentazione di arancino che vi lascerò con quel po' di suspense, diciamo, da scoprire 1, 2 e 3. L'imperativo allora è venirlo a scoprire. L'imperativo è venirla a scoprire perché, come poc'anzi abbiamo dimostrato, il prodotto sarà davvero eccellente, davvero, oso dire, eccezionale. E allora invitiamo tutti a segnare le 3 date. Vi aspettiamo 1, 2 e 3, soprattutto 2 serie, non dimenticate il convegno. E vi aspettiamo, grazie e al prossimo Ciao. video su Bella Sicilia.